oggi noi assistiamo a un fenomeno, l'avete visto proprio in questi momenti, si parla male del Risorgimento, anzi si parla male dei piemontesi nel Risorgimento, c'è tutta una storiografia di varie pubblicazioni che presentano i piemontesi quasi responsabili, no? Di avere voluto l'unità italiana. I piemontesi al sud sarebbero stati delle truppe veramente d'occupazione, con stragi. È vero, ci sono stati, però bisogna sempre capire che cosa realmente è accaduto. Anzitutto bisogna ricordare che questo Risorgimento è un fenomeno italiano e piemontese. Italiano perché è un movimento che va inserito nella storia europea, sono le grandi rivoluzioni liberali, no? Piemontese perché è nato, cresciuto soprattutto in Piemonte, soprattutto al nord, ma soprattutto in Piemonte. Non lo dico io. In questa polemica, che è poi la polemica tra il Regno del Sud, no? I Borboni, e il Regno di Sardegna, Benedetto Croce era nato a Pescasserra, quindi è un uomo non è certamente di parte in questo senso. Benedetto Croce è una cosa molto semplice, smentendo gli stessi storici borbonici. Il Regno di Sardegna era l'unico che aveva gli strumenti, l'esercito, la burocrazia, gli ordinamenti, le leggi per porsi a capo dell'unità italiana. La risposta è molto semplice, tutto il resto è polemica. Nel 1861 arriviamo all'unità italiana e incomincia quasi successivamente la polemica, no? L'unità italiana, nata male, nata in fretta, una minoranza che l'ha voluta, è vero, una minoranza che l'ha voluta, dimenticandosi che nella storia sono sempre le minoranze che fanno la storia stessa, perché sono le minoranze, quando non gli individui, ma le minoranze, spesso più aperte, più progressisti, più liberali, che si pongono a capo di un movimento. Se noi pensiamo che il Risorgimento italiano è un fenomeno che è nato da una minoranza piemontese, lombarda, veneti, liberali, contro una maggioranza in un'Italia contadina, i contadini, soprattutto del sud purtroppo, perché i contadini del nord credevano in Cavour, contadini del sud purtroppo 90% tenuti volutamente nell'ignoranza, perché in Sicilia l'analfabetismo era il 90%, evidentemente che li tenevano nell'ignoranza perché è più facile dominare una persona incolta. Dopo la conquista del sud, per fare contento qualcuno qua dentro, la liberazione del sud dal giogo borbonico, per farlo arrabbiare, è venuta fuori questa polemica, ma si dimentica delle cose eccezionali. Garibaldi aveva paura di andare al sud perché c'era un precedente, i fratelli Bandiera erano stati massacrati, Pisacane era stato massacrato dagli stessi contadini che volevano andare a liberare. I contadini erano tenuti in questa ignoranza, lui non sapeva con precisione che cosa stava succedendo in Sicilia, è andato al sud col tacito assenso di Cavour e col tacito assenso anche di Vittorio, anzi meno tacito, quello di Vittorio Emanuele II, in un'avventura, perché è stata un'avventura, 1000 uomini contro 100.000 forse, certamente contro la seconda flotta del Mediterraneo. Se voi pensate, un fatto simile, non vi racconto lo sbarco a Marsala, se voi pensate però un'impresa simile che diventa un'epopea in un altro stato dove magari con una maggior coscienza
nello Stato. Questa epopea diventerebbe l'argomento di film, opere storiche, romanzi storici. Pensate agli americani che sono arrivati al punto di, non dico esaltare quella che è stata una guerra civile, ma vederla da americani, cioè come un fatto americano, naturalmente la loro guerra di indipendenza, cioè da noi non è diventata un'epopea quando aveva tutte le caratteristiche per diventarlo, anche con una figura come quella di Garibaldi. Altro problema, questa polemica nasce da una forma così di settarismo borbonico. Sono anche usciti dei libri tristi, cioè parlano di una guerra civile dove, lo sappiamo tutti, le guerre civili sono le cose peggiori che ci siano, perché di fronte all'odio civile l'uomo diventa crudele, ferrato. Penso sempre a una guerra fatta da qualcuno che ha le stellette, perché penso ancora è un soldato, c'è una regola, si presume che sia in qualche modo controllato. Qui invece un'esplosione di rabbia. È vero, a Ponte Landolfo i bersaglieri compirono vicino a Benevento, compirono una vera e propria strage di cittadini, paesani, donne, bambini, e quelli del sud si dimenticano di ricordare che i bersaglieri, entrati a Ponte Landolfo, trovarono i corpi dei propri compagni caduti in un agguato, 40 bersaglieri uccisi, tagliati a pezzi, tagliati alle teste. Cioè un'esplosione di rabbia non è giustificabile, sia ben chiaro, la violenza non è mai giustificabile, neppure comprensibile, però diamo tutte le due versioni, no? Dopo la fine della guerra, molti di questi soldati sono stati deportati al forte di Fenestrelle. A Fenestrelle c'è una lapide che ricorda questi giovani meridionali, borbonici, morti. Sono morti di stenti, sono morti di freddo, sono morti di tubercolosi. Fenestrelle non è il posto migliore per vivere d'inverno, anche se qualcuno era costretto a viverci, ovviamente. Ci si dimentica però di dire che non era un campo di sterminio, era un campo di internamento di disertori e di renitenti alla leva, perché lo Stato italiano era già nato, quindi quelli erano soldati dell'esercito italiano che, se non finivano lì, purtroppo finivano a ingrossare le file dei briganti. Quindi è triste doverlo dire, ma una scelta abbastanza selettiva. Si dice comunemente che la guerra del Sud sì, è stata una guerra civile, poi si dimentica che tra questi briganti c'era un brigante che si chiamava Carmine Crocco, altri si chiamavano Nico, Nanco, eccetera. Carmine Crocco era un ex soldato borbonico che era diventato garibaldino quando Garibaldi era sbarcato in Sicilia. Poi, forse deluso dalla situazione anche dall'aspetto economico, molti si aspettavano da Garibaldi una rivoluzione agraria, che Garibaldi non era in grado di dare, ovviamente. È passato nelle file dei briganti, è diventato un brigante terribile, famoso, eccetera. Giocava a palla con le teste degli ufficiali, non so quanti. L'esercito italiano ha avuto più morti nella guerra del Sud che nelle guerre dell'Esorgimento. Questo detto tutto. Vera guerra civile. Quando Nico Nanco è stato finalmente catturato, poi scoperto perché era stato tradito dai suoi compagni, cioè non era merito particolare, è stato tradito dai suoi compagni, perché in quel momento, certamente al sud, fu tutta una storia di tradimenti. I borbonici sono caduti perché sono stati traditi dai loro stessi ufficiali. Il re Francesco si è poi rifugiato a Gaeta, no? Con la regina Maria Sofia. Garibaldi è arrivato a Napoli pressoché da solo, aveva un seguito minimo, è arrivato col treno, si è imbarcato a Salerno, è imbarcato a Napoli, aveva un seguito forse di 40 persone.
in una città che era piena di soldati borbonici, perché non siamo ancora resi. La flotta era tutta nel porto, lui è entrato a Napoli con l'aiuto della Camorra. La Camorra aveva, Camorra era Liborio Romano, che era, con l'aiuto della Camorra è entrato a Napoli. Garibaldi si è servito della Camorra. Ci studiamo tanto. Gli americani, quando sono imbarcati in Sicilia nel 1943, si sono serviti della mafia, lo sappiamo tutti, adesso lo sappiamo, è un fatto storico. Cioè non ci si può scandalizzare più di tanto quando sappiamo che questi sono i fatti storici.